Dunque è andato dal prefetto. Oddio Lamberto, infine si tratta di un suo subalterno. Suo subalterno, la prefettura, non a caso. Ha affittato un appartamento per la suocera, qui accanto, sul nostro stesso pianerottolo. E non era forse padrone? C'era un locale sfitto e l'ha affittato per la suocera. Una suocera ha forse l'obbligo di venire ad ossequiare in casa la moglie e la figlia di un superiore di suo genero. Chi dice obbligo? Siamo andate noi, Dina ed io, per prime da questa signora. E non siamo state ricevute, capisci? Adesso tuo marito, che cosa è andato a fare dal prefetto? A imporre d'autorità un atto di cortesia. Un atto di giusta riparazione, perché non si lasciano due signore così, davanti alla porta. Sciocchezze, prepotenze. Non è più permesso alla gente di starsene a casa sua. Certo, se tu non vuoi tener conto che l'atto di cortesia volevamo farlo noi, per prime. Via, zietto, calmati. Sei terribile. Sarà pure la curiosità, a te non sembra naturale? Naturale per corno. È che non avete nulla da fare. Allora ti faccio un esempio. Metti che tu stia qua, senza la minima voglia di badare a ciò che fanno gli altri attorno a te. Bene, vengo io e proprio su questo tavolinetto che ti sta di fronte ti piazzo con la massima serietà, che so, un paio di scarpe della cuoca. Che c'entra? Aspetta, che posso dire? Un ferro da stiro e il mestolo e poi il tuo pennello da barba. Posso dare colpa a te della curiosità che con tutte queste stramberie io ti ho suscitato? Tu vieni a posarmi qua sul tavolino le cose più strambe e disparate proprio per suscitare la mia curiosità. E certo, dato che l'hai fatto apposta, non puoi darmi colpa se ti domando perché le scarpe della cuoca qui sopra? Dovresti ora dimostrarmi che questo signor Ponzi, villano, mascalzone, come lo chiama tuo padre, sia venuto ad affittare un appartamento per la suocera qui accanto proprio apposta. Non l'avrà fatto apposta, va bene, ma non puoi negare che questo signore è venuto in paese a fare sotto gli occhi di tutti un cumulo di cose talmente strambe da suscitare la curiosità naturalissima della gente. Arriva, prende in affitto un locale all'ultimo piano di quel casone tetro, là all'uscita del paese, sugli orti. L'hai visto? Dico, di dentro. Tu sei andata a vederlo? Sì, zietto, con la mamma. E mica solo noi due, tutti sono andati a vederlo. C'è un cortile interno, così buio che pare un incubo, con una ringhiera di ferro in alto, lungo il ballatoio dell'ultimo piano, da cui pendono coi cordini tanti panieri. E con questo? Ha relegato la moglie lassù. E la suocera, qua, accanto a noi. In una bella casa la suocera, in mezzo alla città. Grazie. E la costringe ad abitare divisa dalla figlia. Ma chi te l'ha detto? Non può essere stata lei invece? Per avere maggiore libertà? No, zietto, si sa che è lui. Si capisce che una figlia sposandosi lasci la casa della madre e vada a convivere con il marito anche in un'altra città. Ma che una povera madre, non sapendo resistere a vivere lontana dalla figlia, la segua. E nella città dove anche lei è forestiera sia costretta a viverne divisa, via, ammetterai che questo no, non si capisce tanto facilmente. Cara signora, mi sono permessa di portare una mia buona amica, la signora Cini. che aveva tanto desiderio di conoscerla. Piacere signora Cini? S'accomodino. Questa è mia figlia Dina, mio fratello Lamberto. Signora, signorina, Lamberto. Signora mia, noi veniamo qui come alla fonte. Siamo due povere assetate di notizie. Notizie di che, signore mie? Di questo benedetto nuovo segretario della prefettura. Non si parla d'altro in paese. Una curiosità abbiamo tutte. Noi non ne sappiamo nulla più degli altri. Te l'ho detto, ne sanno quanto me, ne sanno forse meno di me. La ragione per la quale questa povera signora non può andare in casa a vedere la figlia, qual è realmente? Ne stavo parlando appunto con mio fratello. Mi sembrate impazziti tutti quanti. Pare che il genero glielo proibisca. Non basta, signorina. Non basta, c'è di più. Notizia fresca appurata Aurora. La tiene chiusa a chiave. La suocera? No, signora, la moglie. La moglie. A chiave. Lo capisci, zietto? Tu che vuoi scusare? Come tu vorresti scusare quell'uomo? Io non voglio scusare nessuno, dico soltanto che
La vostra curiosità è insoffribile, non fosse altro perché inutile. Come, scusa? Inutile, inutile, signori miei. Inutile che si voglia sapere la verità. Che cosa? Noi in realtà degli altri che cosa possiamo sapere? Chi sono? Come sono? Ciò che fanno? Perché lo fanno? E perché no? Chiedendo notizie, informazioni. Permettete? Ve lo dimostro. Ecco, guardate, mi vedete, non è vero? Sfido. Ah, vieni. Perché? Guardami meglio, toccami. Ah, bravo. Tu sei sicuro di toccarmi come mi vedi, non è vero? Direi. Non puoi dubitare di te. Adesso venga qui lei, signora. No, vengo io. Mi vede, non è vero? Bene, alzi una manina, mi tocchi. Ah, non gli dia retta. Anche lei è sicura di toccarmi come mi vede. Non può dubitare di lei, per carità. Non dica a suo marito, né a mia sorella, né a mia nipote, né alla signora qua Cini! come mi vede, perché tutti e quattro altrimenti le diranno che lei si inganna. Mentre lei non si inganna affatto, perché io sono realmente come mi vede lei. Ma ciò non toglie che io sia realmente come mi vede suo marito, mia sorella, mia nipote, la signora qua. Cini! Ed anche loro non si ingannano affatto. Dunque lei cambia dall'uno all'altro. Ma sicuro che cambio. Ma perché lei non cambia, signora mia? Lei non cambia. No. Stia sicuro che io, per me, non cambio affatto. E neanche io per me, stia sicura. Dico che voi tutti vi ingannate se non mi vedete come mi vedo io. Ma ciò non toglie che non sia una bella presunzione, tanto la mia quanto la sua, cara signora. Cosa c'entra tutto questo? Ma vi vedo così affannati per cercare di sapere gli altri chi sono e le cose come sono, quasi che gli altri e le cose per se stessi fossero così. Sirelli, signora, Mio marito, la signora... Cini! lietissimo. Vi avverto che la signora Frola sarà qui a momenti. Ah, verrà qui. Hai fatto bene ad importi. Per forza, potevo tollerare che fosse fatto uno sgarbo alla mia casa? Dicevamo questo, appunto. E sarebbe stato bene cogliere questa occasione Per far notare al prefetto tutto ciò che si dice in paese riguardo questo signore? Non dubiti, l'ho fatto. Bene. Sono dolente e chiedo scusa di aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta cortesia mi ha onorata di una visita quando toccava a me venire per prima. Da vicine, signora, non si bada chi tocchi prima, tanto più che lei, stando qui sola, forestiera, magari poteva aver bisogno. Grazie, troppo buona. La signora è sola in paese? No, ho una figlia maritata, venuta anche lei qui da poco. Il genero della signora è il nuovo segretario della prefettura, il signor Ponza, è vero? Appunto sì, e il signor consigliere vorrà scusarmi, spero, e scusare anche mio genero. Per dirle la verità, io vi sono un po' indispettito. Ha ragione, ma lei deve scusarlo. Siamo ancora tutti così scombussolati per la nostra disgrazia. Ah già, avete avuto quel gran disastro. Avete perduto parenti? Tutti, signora mia. Del nostro paesello non è rimasto nient'altro che un mucchio di rovine. Già si è saputo. Io avevo una sorella con una figlia anche lei, ma nubile. Per il mio povero genero la sciagura fu molto più grave. La madre, 2 fratelli, una sorella e poi cognato, cognate, 2 nipotini. Un'ecatombe. E sono sciagure per tutta la vita. Si resta come storditi. Oh certo. Da un momento all'altro? C'è da impazzire. Non si pensa più a nulla. Ci si comporta male senza volerlo, signor consigliere. 90, 100 scalini non possono essere impedimento a una madre, sia pur vecchia e stanca, quando si tratti di stringersi al cuore la propria figlia. Ah, ecco, lo dicevamo, ci deve essere una ragione. C'è, vedi Lamberto, c'è una ragione. Suo genero, eh? No, per carità, non pensino male di lui. È un così bravo giovane, buono. Voi non potete immaginarvi quanto sia buono, che affetto tenero e delicato, quante premure abbia per me. E non dico l'amore e le cure che ha verso la mia figliuola. Credetemi, non avrei potuto desiderare per lei un marito migliore. E allora? Lui vuole tutto per sé, assolutamente il cuore della moglie, fino al punto che anche l'amore che mia figlia deve avere per me vuole
che mi arrivi attraverso di lui, per mezzo di lui, ecco. Mi sembra una crudeltà bella e buona. Crudeltà, crudeltà, non dica crudeltà, signor consigliere, è un'altra cosa, creda. Non riesco ad esprimermi. Natura, ecco. No, una specie di malattia, forse. Come dire, è una pienezza d'amore, chiusa, ecco, una totalità esclusiva d'amore, nella quale la moglie deve vivere senza mai uscirne e nella quale nessun altro deve entrare. Neppure la madre. Un bel egoismo, direi. Forse, ma è un egoismo che si dà tutto come un mondo alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse il mio, a voler forzare questo mondo chiuso d'amore, a volermici per forza introdurre, quando so che mia figlia è felice, così adorata. Questo a una madre deve bastare, non è vero? Mia suocera le avrà parlato di sua figlia, non è vero? Le avrà detto che le impedisco di vederla, di salire in casa mia. No, creda, la signora è stata piena di riguardo e di bontà per lei. Non ha detto di lei altro che bene. E che è lei che si astiene di salire in casa della figlia riguardo a un suo sentimento che noi francamente non comprendiamo. No. Noi no! Anzi, se dovessimo dire proprio ciò che ne pensiamo. Ma sì, c'è parsa una crudeltà, una vera crudeltà. Sono qui appunto per chiarire. La benedizione di quella donna è pietosissima, ma non meno pietosa la mia. E il fatto che mi costringe a venire qua a scusarmi, a fare davanti a voi una dichiarazione che soltanto una violenza come questa poteva portarmi a fare. Mia suocera è pazza. Pazza! Da 4 anni. Oh mio Dio! Come Ma l'ha pazza? fatto? Non pare, ma è pazza. E la sua pazzia appunto consiste nel voler credere che io non voglia farle vedere la figlia. Quale figlia? In nome di Dio! Se è morta da 4 anni, sua figlia! Morta! Come? Morta! Da 4 anni, è impazzita appunto per questo. Quindi, quella che lei ha con sé? L'ho sposata da 2 anni. È la mia seconda moglie. E la signora crede che sia ancora sua figlia? È stata, se vogliamo, la sua fortuna. Quando dalla finestra della stanza dove la tenevano custodita mi vide passare la prima volta con la mia seconda moglie, si mise improvvisamente a ridere, a piangere, a tremare tutta di felicità e volle rivedere in questa mia seconda moglie la sua figliola viva e passò da uno stato di tetra disperazione in cui era caduta in una nuova forma di pazzia lucida che consiste al punto nel voler credere che non è vero che la sua figliola è morta, ma che sono io che non voglio più fargliela vedere e tenerla più tutta per me. Si rianimò d'un colpo, si calmò d'un tratto, tanto che l'avete sentita parlare. Non pare affatto. Affatto! Dice che è contenta così. Lo dice a tutti ed è per me veramente piena d'affetto e di gratitudine, perché credetemi, io faccio di tutto per assecondare, anche a costo di grandi sacrifici, questa pietosa follia. Devo tenere 2 case. Obbligo mia moglie che pur si presta caritatevolmente ad assecondare anche lei la follia. Si affaccia alla finestra, le parla, le scrive. Carità, ecco, dovere. Ma fino a un certo punto. Non posso pretendere che mia moglie conviva con lei, intanto è come in galera, povera disgraziata, chiusa a chiave per paura che lei entri in casa. È tranquilla, sì. Signora. Non è uscito l'ora di qua mio genero? Sì, è venuto a parlare con me di certe cose d'ufficio. Pietosa bugia che dice per tranquillizzarmi. No, signora, sia sicura, dico la verità. Era calmo almeno. Ha parlato calmo. Sì, calmo, calmissimo, vero? Sì! Ah, Dio mio, signori. Voi credete di rassicurarmi, mentre al contrario vorrei io rassicurare voi sul suo conto. Su che cosa, signora? Sul fatto che è venuto a parlare con me di certe cose d'ufficio? Vedo come mi guardate. Abbiate pazienza un momento, non si tratta di me. Dal modo come mi guardate, mi accorgo che è venuto qua a dare prova di ciò che io per tutto l'oro del mondo non avrei mai rivelato. Mi siete tutti testimoni che io poc'anzi qua, alle vostre domande, che credetemi sono state per me molto crudeli, non ho saputo come rispondere.
Ho dato di questo nostro modo di vivere una spiegazione che non può soddisfare nessuno, lo so. Potevo dirvi la vera ragione, o potevo dirvi, come va dicendo lui, che mia figlia è morta da 4 anni e che io sono una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuole far vedere. Come? Sua figlia? Vedete che è vero? Perché volete negarlo? Va detto così. Sì, difatti ha detto. Lo so! E so quale turbamento gli causi il vedersi costretto a dire questo di me. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti affanni, attraverso tanti palpiti e tanti dolori si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Avete visto come si agita facilmente, com'è violento? Sposandosi fu preso da una vera frenesia d'amore. Rischiò di distruggere quasi la mia figliuola, che era delicatina. Su consiglio dei medici e di tutti i parenti, anche dei suoi, che ora poverini non ci sono più, gli si dovette sottrarre di nascosto la moglie e chiuderla in una casa di salute. E allora lui, non trovandosela più in casa, cadde in una disperazione furiosa. Credette davvero che la moglie fosse morta, non vuole sentire più nulla. Fece tante pazzie, già così alterato a causa di questo suo esagerato amore. Tanto che, quando, appena un anno dopo, la mia figliola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata, disse: no, non era lei, no, la guardava, e poi no, non era più lei. Signori miei, uno strazio. Le si accostava, pareva la riconoscesse, e poi di nuovo no! E per fargliela riprendere con l'aiuto degli amici si dovette simulare un secondo matrimonio. Dice dunque per questo sì, che... ma non ci crede più certo da un pezzo neanche lui. Ha bisogno di darlo a intendere gli altri, però non può farne a meno per stare sicuro, capiscono? Perché forse di tanto in tanto gli balena ancora la paura che gli possa essere sottratta di nascosto la moglie. Se la tiene chiusa a chiave, perciò, tutta per sé, ma l'adora. E sono sicura che mia figlia è contenta. Vi guardate tutti negli occhi, eh? La verità? Ebbene? Niente, ho parlato con il commissario Centuri, niente. Non si è saputo nulla. Tutto disperso, distrutto, municipio, archivio, stato civile, tutto. La testimonianza almeno di qualche superstite. Niente, dice che non ci sono notizie di superstiti, seppure ce ne fossero. Ricerche difficilissime. Così che non ci resta che credere all'uno o credere all'altro, senza prove. Purtroppo. Volete seguire il mio consiglio? Credete a tutti e due. Che dici? Se uno dice una cosa e uno ne dice un'altra. E allora non credete a nessuno dei due. Tu stai scherzando? Mancano le prove, i dati di fatto. La verità sta da una parte o dall'altra. I dati di fatto. Già. Che cosa vorreste desumerne? Purtroppo non c'è più, ma c'era. Se la pazza la signora Frola c'era, doveva esserci. Si potrà trovare domani l'atto di morte della figlia, oppure non c'è e non si potrà trovare perché non c'è mai stato. Allora il pazzo è lui. Negheresti l'evidenza se domani questo atto ti venisse presentato? Io non nego nulla, me ne guardo bene. Siete voi che avete bisogno dei dati di fatto, dei documenti, per affermare o per negare. Io non so che farmene, perché per me la realtà non consiste in essi, ma nell'animo di quei due, in cui non posso entrare se non per quel tanto che loro me ne dicono. Benissimo, e questa è la prova che uno dei due è pazzo. O è pazza lei, o è pazzo lui, di cui non si scappa. Quale dei due? È qui la questione. Prima di tutto non è vero, che lo dicano entrambi. Lo dice lui, il signor Ponza, della suocera. La signora Frola
lo nega, e non solo per sé, ma anche per lui. Semmai lui, dice, fu un po' alterato di mente per esagerato amore, ma ora sano, sanissimo. Quindi tu propendi come me a ciò che dice lei. Certo che stando a quello che dice lei si può spiegare tutto. Si può spiegare tutto egualmente, stando a ciò che dice il genere. Quindi pazzo nessuno dei due? Uno lo deve essere. E quale? Non potete dirlo voi, né può dirlo nessun altro, e non già perché questi dati di fatto che andate cercando siano stati annullati da un accidente qualsiasi, un incendio, un terremoto, no, perché li hanno annullati essi, in se stessi, nel loro animo. Volete capirlo? Senta io. Io andrò in prefettura, sarò di ritorno qua per mezzogiorno. E io? Tu aspetta, qualche minuto prima, con una scusa, convincerete la signora Frola a venire qua. E che scusa? La troverete conversando, volete che vi manchi? C'è Dina, la signora. Entrerete, si intende, in salotto. Lascerete la porta ben aperta in modo che vi si possa sentir parlare da qui. Io andrò nello studio a prendere delle carte, è una pratica preparata proprio per il signor Ponza. Farò finta di averle dimenticate e con questo pretesto lo conduco qua. E io quando devo venire? Qualche minuto dopo mezzogiorno. Sì, quando le signore saranno già qui in salotto, io con lui, tu verrai a prendere la tua signora. Ti farai introdurre da me ed a quel punto inviterò le signore tutte lì.